Allora, con la segretaria generale della CGIL del Veneto, Tiziana Basso, segretaria, un'interessante iniziativa della CGIL di Vicenza, ma è un'iniziativa che è appoggiata dalla CGIL regionale, ma anche dalla segreteria nazionale. Assolutamente sì, questo percorso che ha visto come protagonista la CGIL di Vicenza è un percorso però emblematico. Dal segretario Landini in occasione del nostro congresso regionale, ma insomma, e con la mia presenza qui oggi vogliamo ribadire che questa è una battaglia di tutta la CGIL, perché non possiamo più avere la contrapposizione tra lavoro e salute, tra lavoro e ambiente, tra lavoro e territorio. Le cose vanno avanti insieme e non possiamo trovarci nella situazione che ha visto appunto come nel caso di Miteni, lavoratori che sono stati sottoposti all'esposizione di agenti molto dannosi che poi però appunto hanno interessato anche il territorio e inquinato le falde acquifere. Per cui la CGIL tutta è a fianco della CGIL di Vicenza in questa battaglia che è appunto emblematica. Ecco, lei ha fatto un passaggio nelle conclusioni dedicato anche alla pace, perché? Perché pensiamo che la guerra in Ucraina con tutto il suo portato di dolore e di distruzione sta però facendo anche arretrare alcune scelte dal punto di vista della transizione ambientale ed energetica. Il tema del gas russo sta portando indietro, si sta tornando ad utilizzare il carbone, si va cioè nella posizione opposta a quella che serve. Bisogna accelerare queste scelte, non rallentarle e invece che usare risorse per gli armamenti utilizzarle appunto per la transizione.